di Lucia, ricordo soltanto che è stata una grande animatrice dei movimenti per la tutela dei fiumi contro in particolare lo sfruttamento idroelettrico e che è stata proprio lei a promuovere la protesta dei pesci di fiumi. Prego Lucia, hai 5 minuti. Buonasera a tutti, scusate il disguido. Io appunto rappresento il Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi Free Rivers Italia. Noi siamo nati per mettere in rete associazioni e comitati locali che vogliono tutelare i loro corsi d'acqua, in particolare contro la costruzione di nuovi impianti idroelettrici. Abbiamo un sito e una pagina Facebook che vi invitiamo appunto a visitare. Le 40 associazioni che sono riunite in Free Rivers, assieme a decine di altre associazioni nazionali, regionali e locali, da anni hanno chiesto al governo di dire basta al consumo dei fiumi, che consideriamo la peggior forma di consumo di suolo, basta autorizzare impianti idroelettrici nei corsi d'acqua naturali e basta dare incentivi appunto a questi impianti idroelettrici nei corsi d'acqua naturali. Riteniamo che sia necessario tutelare quello che rimane dei corsi d'acqua italiani dopo che dal 2009 sono stati autorizzati e costruiti altri 2000 nuovi impianti, cioè altri 3000 chilometri di fiumi privati della loro acqua, e mentre la produzione idroelettrica è rimasta sostanzialmente invariata. Questi 2000 nuovi impianti sono andati a aggiungersi a quelli già costruiti nel secolo scorso, che già avevano praticamente esaurito la risorsa, lasciando fuori solo dei torrenti o dei piccoli tratti di fiume che non valeva la pena sfruttare. È significativo che pochi mesi fa la Commissione europea, che ha inviato alle autorità italiane la terza lettera di messa in mora relativa al rinnovo delle grandi concessioni, ha scritto in quella lettera quello che le associazioni vedono e continuano a denunciare da anni, cioè ha scritto: in Europa l'Italia è tra i primi 3 produttori di energia idroelettrica insieme a Francia e Spagna. Il potenziale delle risorse idroelettriche in Italia è utilizzato al 95% ed è stato raggiunto il limite massimo di sfruttamento possibile. Allora, nonostante questo, l'Italia è il paese europeo che ha dato e che continua a dare all'idroelettrico l'incentivo più alto come tariffa, come importo complessivo e come percentuale destinata all'idroelettrico rispetto alle altre fonti rinnovabili. Per esempio diamo 3 volte quello che dà la Francia, 2 volte quello che dà la Spagna, 10 volte quello che dà il Portogallo o la Grecia. Cosa abbiamo fatto come Free Rivers a livello italiano, come associazioni riunite in Free Rivers? Intanto abbiamo vinto numerosi ricorsi su concessioni che erano state rilasciate e ricorsi che hanno fatto giurisprudenza perché sono giunti fino in Cassazione e che hanno sancito che non si possono più fare impianti idroelettrici nuovi nei parchi naturali e che è necessario rispettare il principio di precauzione nelle procedure autorizzative. E questa è una cosa che riteniamo importante. A livello europeo invece abbiamo contribuito con varie denunce all'apertura di 2 procedure pilot che hanno costretto le autorità italiane a non poter più ignorare che in Italia esisteva la direttiva quadro acque e anche la necessità del deflusso ecologico, anche se noi riteniamo che l'implementazione poi di queste cose non sia stata ancora sufficiente. Oggi dove siamo? Intanto abbiamo portato avanti insieme a tante altre associazioni, la Legambiente, WWF, l'IPU, il CIRF, Italia Nostra e anche altri, la campagna Basta Incentivi, ma il successo di questa campagna è stato solo parziale e quindi siamo ancora impegnati a vigilare sulla corretta applicazione delle restrizioni che sono state poste nel decreto rinnovabili nel FER 1, che le regioni e le ARPA continuano a cercare di bypassare. Ed è una battaglia impegnativa perché ci sono in ballo almeno altri 500 nuovi impianti che sono già in possesso di autorizzazione e che aspettano l'incentivo, solo di avere l'incentivo, diciamo, per iniziare i lavori. E proprio relativamente a questa cosa ricordiamo che è stata appunto organizzata e coordinata la giornata della protesta dei pesci di fiume che il 25 gennaio ha visto anche molte di voi partecipare e ha visto scendere in contemporanea
su 140 corsi d'acqua italiani tante persone che li amano e che desiderano tutelarli, perché una cosa che bisogna dire è che siamo in tanti che amano i fiumi, anche a livello, non solo a livello italiano, ma anche a livello europeo e in tutto il mondo. E tant'è che Free Rivers cerca anche di fare rete anche in Europa, intanto coordinandosi con altre associazioni a livello europeo per chiedere che l'idroelettrico sui corsi d'acqua naturali non venga più considerato come un'energia rinnovabile, in quanto è spesso insostenibile. Poi sosteniamo le campagne per la protezione degli ultimi grandi fiumi allo stato naturale che esistono ancora nell'est Europa, per esempio Save Blue Heart of Europe. E un'altra cosa, aderiamo al vasto movimento europeo che promuove la rimozione delle dighe e delle traverse per ripristinare il continuum fluviale e la possibilità di movimento dei pesci. Ecco, noi speriamo che anche in Italia si comincino a rimuovere dighe e traverse obsolete e inutili e che si smetta di cementificare i fiumi. Grazie a tutti dell'attenzione. Grazie Lucia. Adesso si prepara